piacere e un onore rappresentare l'UNESCO, in particolare l'ufficio UNESCO per la scienza e la cultura in Europa. Lo faccio in sostituzione del collega Filippi, perché molti di voi conosceranno, avendo lei accompagnato il lavoro di tutti voi in questi anni per sostenere e preparare la candidatura del Delta del Po alla riserva della biosfera. Le mie parole faranno eco a quanto i precedenti illustri oratori hanno detto. È un fatto che per la natura del territorio del Delta e in ragione delle procedure e delle condizioni per ottenere il riconoscimento e la designazione della riserva della biosfera, quello che ci troviamo quest'oggi è il risultato di un impegno collettivo, ma è anche il punto d'inizio, come è stato ricordato, di un processo che richiederà una altrettanto forte capacità di fare sistema affinché questo riconoscimento possa portare frutti e rendersi strumento effettivo di rilancio territoriale e di sviluppo sostenibile del territorio. In considerazione di ciò sono molti gli attori con i quali ci vorremmo oggi congratulare, ai quali rivolgere un messaggio relativo alle sfide future. A cominciare, se ci sia consentito, dal generoso e lungimirante sostegno fornito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova del Rovigo, che oggi di nuovo ringrazio nella persona del suo presidente e di tutto lo staff che a questo progetto ha dedicato le proprie energie. Un ringraziamento particolare va poi al Parco regionale del Delta del Po, all'ex presidente Gennari, l'attuale commissario Viti, il direttore Gottardi, e con esso alla Regione Veneto per aver accettato di farsi promotori e animatori principali del processo di candidatura che si è concluso con successo il 9 giugno scorso. Pari apprezzamento va ai due parchi, come appena ricordato, e aggiungerei ai numerosi enti regionali, locali, alle associazioni di categoria, agli operatori territoriali del Grande Delta del Po, e sono molti, e ci scuserete se nel breve intervento non li possiamo nominare tutti, che hanno collaborato con energia, con competenza, con convinzione alla realizzazione di questo ambizioso progetto sia in Veneto che in Emilia Romagna. E quindi il nostro augurio più sincero è che questa designazione possa ricompensare il loro e il vostro impegno e farsi portatrice di questa volontà di rilancio territoriale. Signor Ministro, come ricordato dal sottosegretario De Cani, l'Italia negli ultimi anni ha ottenuto il riconoscimento di numerosi nuovi territori nella rete mondiale delle riserve della biosfera, riconoscimento del loro indiscutibile pregio ambientale e di un grande dinamismo socioculturale ed economico. Questa loro designazione nell'ambito del programma MAP ne sottolinea appunto il valore, ma è al contempo uno sprone anche a proporsi come modelli di sviluppo territoriale sostenibile in chiave internazionale. In quest'ottica il sostegno del Comitato Nazionale del programma MAP, coordinato dalla Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare presso il suo Ministero è più che mai necessario. Allo stesso modo mi rivolgo agli illustri rappresentanti delle due regioni, Veneto e Emilia Romagna, che condividono questo meraviglioso territorio. Con la designazione del Delta del Po a riserva della biosfera si aggiunge un nuovo elemento speciale in quanto unisce i vostri territori in un impegno e in una progettualità comune. Ad una collana già molto ricca di perle designate come riserve della biosfera o come patrimonio mondiale, la lista è lunga, ma merita di essere citata per esteso: Ravenna, Ferrara, il Delta del Po, Modena, l'Appennino tosco-emiliano in Emilia Romagna e più recentemente Parma come città creativa. E ancora in Veneto, Venezia e la sua laguna, le Dolomiti, Vicenza e le Ville Palladiane, Verona, siti palafitticoli di Giardino Botanico di Padova. Con il riconoscimento loro conferito a queste città e questi territori, e per essi le competenti amministrazioni locali e nazionali si assumono l'impegno di fronte alla comunità internazionale di tutelare i valori che ne sono alla base. Allo stesso modo lo spirito di tali designazioni non risiede solo nel prestigio che ne deriva, ma nel farsi opportunità di sviluppo territoriale, di internazionalizzazione, di cooperazione, di cambio di mentalità verso uno sviluppo sostenibile a beneficio delle comunità locali. Questa è la finalità di fondo di questi programmi, fondato sull'eccellenza in materia di cultura, di natura, di creatività, di partecipazione, di rispetto della diversità e dell'ambiente.
Nel mese di giugno 2012 questa stessa sede ospitò l'annuncio alla stampa dell'avvio della collaborazione tra la Fondazione Cassa di Risparmio, il Palo del Rodivo e l'UNESCO, che è tuttora in corso a sostegno della candidatura del Delta del Po alla riserva della Biosfera e della promozione del territorio nell'ambito di Expo 2015. Grazie al progetto sono state realizzate molte iniziative di installazioni multimediali, mostre, interattivi e materiali informativi sulle riserve della biosfera, nonché vari incontri a carattere nazionale e internazionale. È un'esperienza che si è arricchita dello scambio con altri territori, permettendo la condivisione di esperienze e lo sviluppo di partenariati. Nell'ambito dello stesso progetto, il 2016 vedrà l'UNESCO coinvolta nell'organizzazione in questo territorio della prima edizione della settimana dell'ecodesign. È una novità assoluta a livello italiano, probabilmente anche europeo, nell'ambito della quale sarà anche riproposta la mostra dietro la sostenibilità alimentare che è stata ospitata presso il Museo della Bonifica di Cavendramin. Verranno organizzati incontri e dibattiti con rappresentanti di altre riserve della biosfera, italiane ed europee, su temi legati all'industria ecosostenibile, alla green economy, al turismo e all'ambiente. Progetti come questi si alimentano dell'energia che generano le grandi sfide. Mentre non si è ancora esaurita quella derivante dal riconoscimento che celebriamo oggi, concludiamo questo intervento con uno sguardo al futuro e con la proposta di accogliere nella riserva della biosfera del Delta del Po nel 2017 il primo forum mondiale dei giovani del programma MAP. Sarà un evento unico nella storia di questo programma, il primo che riguarderà i giovani, a sostegno del quale ci auguriamo si possano mobilizzare nuovamente le migliori energie del territorio. Con questo ringrazio dell'attenzione e ancora una volta congratulazioni e buon lavoro.